Con noi il professore Maurizio Caserta, che è sostenuto da 6 liste: la lista per Catania Maurizio Caserta, lista del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Con Bianco per Catania, È l'ora del popolo, Riccardo Tomasello. Professore, benvenuto. Lei è in lista, come abbiamo sentito, con i 5 Stelle. Tra gli altri ha già preannunciato che nel caso in cui farà il sindaco avrà come vice sindaco Nunzia Catalfo, che è stata ministro, vice sindaco, una delle promotrici tra l'altro del reddito di cittadinanza per i 5 Stelle. Però le faccio subito questa domanda: ieri Conte ha chiuso la campagna elettorale per i 5 Stelle da solo, sotto la pioggia, io ero là a Piazza Dante, e lei chiuderà la sua campagna elettorale questa sera. Come mai? Chiuderemo tutti insieme stasera con una occasione musicale per alleggerire e rasserenare gli animi. Le campagne elettorali a volte portano a galla differenze, questo è naturale in una coalizione che si è costruita a Catania. Io sono molto fiducioso, il percorso è unitario. È ovvio che ci sia voglia di identificarsi, di differenziarsi, perché in campagna elettorale questo si fa. Tutti vogliono un po' più voti degli altri, è del tutto fisiologico ed è quindi una non bella gli attribuisce un competizione. particolare significato al fatto che fate 2 piazze diverse pur essendo alleati nella stessa lista e con lei candidato? Io non la percepisco in questo modo, però confermo che in questa fase la naturale tendenza a identificarsi e a differenziarsi è del tutto fisiologica e aiuta la competizione tra le parti, ma il percorso è unitario. È di buon umore a poche ore dalla chiusura della campagna? Un po' stanco, ma sono di ottimo umore. Un po' stanco? Sì. Ma un po' stanco è inevitabile, credo che lo siate tutti naturalmente, fate delle maratone notevolissime. Di buon umore lei è convinto, insomma, di farcela? È una bella partita, credo che qualche sorpresa ci sarà. Ah beh, questo è interessante naturalmente. E perché le volevo chiedere questo? Siete 6 liste e un sostegno importantissimo. Come mai non c'è in questo caso De Luca, che invece è vostro alleato a Carlentini, a Licata, a Modica, quindi ci sono alleanze variabili. A Catania poteva essere vostro alleato. Invece c'è Savoca, che noi abbiamo avuto anche qua. I percorsi di coalizione sono percorsi a volte accidentati, bisogna tenere conto delle sensibilità di tutti. Non c'è stata l'occasione, non c'è stata nessuna preclusione, ma non si sono create le condizioni per un allargamento della coalizione. Il percorso di Cateno De Luca e di Gabriele Savoca è un percorso del tutto rispettabile, conosco le loro motivazioni, a volte sono convergenti con le nostre, a volte no. Continuo a pensare che la competizione è bella perché ci sono offerte politiche diverse e adesso finalmente stiamo dando la parola alle cittadine e ai cittadini catanesi che ci diranno come vogliono essere governati nei prossimi 5 anni. Perfetto, il suo programma è in 10 punti, lei l'ha chiamato la primavera catanese. Riassumo alcuni: rifiuti, naturalmente combattere l'indifferenziato, rete fognaria, le multe. Perché primavera catanese, professore? Perché questa città è entrata in un inverno troppo lungo e c'è bisogno di far risorgere il sole. I 5 anni passati, credo per giudizio generale, sono stati molto molto difficili, la città soffre tantissimo. O mostriamo coraggio e determinazione e speranza, altrimenti perdiamo forse l'ultima occasione, almeno per la mia generazione, è l'ultima occasione per vedere questa città risorgere. L'ultima occasione è così severo? Per la mia generazione, ovviamente, ma immagino che chi verrà dopo vorrà costruire e altri vedranno. Però per questa generazione è veramente l'ultima occasione ghiotta, perché le risorse messe in campo dall'Unione Europea sono straordinarie e lì si vede come riusciremo a
a fare nei prossimi Cioè anni. lei si riferisce al PNRR? Sì, Ma non sì. c'è per non dire una parolaccia, una gran confusione in queste ore su questa storia del PNRR? Riusciremo a spenderli questi soldi? Questa è la sfida. Non possiamo più dire che non ci sono i soldi, perché i soldi ci sono e forse sono troppi, Ecco, tanto appunto, che qualcuno vuole rimandarli indietro. La sfida è proprio questa, ed è una sfida di competenze, di coraggio, di determinazione, di capacità progettuale. Bisogna mettere in campo tutto quello che c'è e cominciare a programmare per il futuro prossimo, perché mancano le competenze, mancano le risorse umane, manca l'idealità, manca la progettualità. Ancora su tanti soldi messi a disposizione per questo territorio ne sono stati programmati e utilizzati pochissimi. Quindi lei prende l'impegno di poter spendere, riuscire a spendere i soldi del PNRR qui? È l'unica cosa seria che oggi si può fare, perché le risorse ordinarie sono poche e lì si può fare veramente poco. Oggi la grande occasione è questa. Se non riusciamo a cogliere questa occasione, appunto, come dicevo prima, la mia generazione non vedrà nessuna rinascita di questa città. Beh, è un impegno importante quello che ha preso. Le chiedo questo, lo chiediamo un po' a tutti perché ci ha un po' colpito l'affermazione di Trantino, che è uno dei competitor naturalmente per diventare sindaco, che ha detto io ho già parlato col Ministro della Difesa e metterò, se divento sindaco, metterò i soldati nelle strade di Catania con funzione deterrente, non di polizia, cioè non avranno compiti di polizia, non vanno lì a fare le multe, ma deterrente, cioè gireranno per le strade per far vedere che lo Stato c'è. Lei cosa ne pensa? Beh, questo è il segnale del fallimento, perché se si arriva a soluzioni estreme come queste significa che la città, la classe politica, la classe amministrativa ha fallito. Io credo che quella è una strada da non prendere e soprattutto non bisogna rivendicare speciali rapporti con il governo nazionale. Dobbiamo farcela da soli, con le forze che abbiamo, che ci sono, ed è la forza dell'esempio, della buona amministrazione, del civismo. Tutte queste cose insieme possono permettere alla città, alle sue forze, limitate da una parte ma grandi dall'altra, soprattutto se guardiamo ai tempi futuri, di affrontarla da sola. Ma forse un altro lo vuole chiedere, ma come allora se non c'è l'esercito? Senso, voglio dire, è chiaro che questa città ha necessità di tanto altro, anche da un punto di vista della sicurezza. I vigili urbani sono pochissimi. Bisogna incrementare questo numero di vigili urbani, ma anche le forze dell'ordine credo che abbiano una carenza di personale in città. Beh, cominciamo da qua, dalle forze dell'ordine in città, che non significa l'esercito ovviamente. Qui c'è una responsabilità del prefetto, del questore, di garantire l'ordine pubblico a Catania, che negli ultimi tempi sappiamo bene che non è stato garantito. Allora c'è bisogno di una collaborazione tra istituzioni, ovviamente le forze dell'ordine, i carabinieri, le forze di polizia, la Guardia di Finanza, sono tutti soggetti che a Catania hanno operato nel tempo. Immagino che ci siano problemi di vincoli, di risorse limitate, ma da lì bisogna ripartire. E queste possono garantire quella sicurezza che i cittadini avvertono che manca. Rapidissimamente, pochi secondi. Siamo un paese democratico, bisogna stare attenti su questo. Bene, grazie a Maurizio Caserta, che è candidato sindaco per 6 liste: Catania Maurizio Caserta, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Conbianco per Catania e l'Ora del Popolo Riccardo Tomasello. In bocca al lupo, grazie per essere stato con noi.